Ritratti Festival, questa sera ospite internazionale Annelise Binard. Siamo veramente felici di averti qui e ti vogliamo chiedere come hai un po' ristrutturato il rock. Questo è un progetto molto particolare, quindi che fonde un po' rock e musica classica. Come funziona? Alors le process c'est très simple, c'est d'abord È stata coinvolta come interprete da colui che ha concepito l'idea progettuale di Born in the UK, Massimo Felici, che codirige il Ritratti Festival, che l'ha scelta proprio per rendere possibile questa fusione inedita dei due linguaggi, in quanto personalità molto poliedrica, abituata sia a cantare che a suonare diversi strumenti. pour faire résonner les différents. E parliamo invece del tuo strumento in particolare, che è la viola. Qual è la qualità e le prerogative per suonare questo strumento? Alors c'est vrai que c'est un instrument très particulier, l'alto. È uno strumento che la tocca profondamente, l'ha sempre coinvolta emotivamente, grazie alle numerose sfaccettature, le sonorità diverse, molto lirico ma anche un suono molto profondo attaccato alla terra, e questo le dà la possibilità di sfruttare tutta la paletta, diciamo, possibile dei colori. De ce que me renvoie cet instrument. Parlando di emozioni e di colori, se dovessi commentare con il tuo tipo di fare musica un film, che tipo di film sarebbe? Colonna sonora, firmata, interpretata da Annelise Binard, che cosa vediamo al cinema? Je pense que j'adorerais faire la musique d'un western. Perché? Parce que j'adore le côté. Dice che probabilmente sarebbe un western, una scelta che la ispira per via delle caratteristiche vintage anche della sua immaginazione, e anche molto per la componente dell'umorismo che lei immaginerebbe di mettere in musica. Je sais pas, ça me parle beaucoup pour créer quelque chose qui soit à la fois emporté, lyrique e toujours avec de l'humour. La musica si evolve e cambia. Tu come ti immagini? Tra 20 anni dove ti immagini? Moi j'adore. Da una parte amo non saperlo, non sapere cosa accadrà, dall'altro credo di poter immaginare nel mio futuro di mettere sempre di più insieme i pezzi della mia formazione, ovvero di danzatrice, strumentista e cantante, in un progetto firmato da me e che probabilmente possa avere a che fare anche con la videocreazione. Parliamo di voce, che consiglio dai ad un giovane che vuole intraprendere questa carriera oggi? C'est très personnel, je dirais. Évidemment, il y a la technique, il y a. Evidentemente c'è la preparazione tecnica e tutto quello che riguarda la sfera della formazione, ma alla fine la cosa più importante è allo stesso tempo poter ascoltare gli altri, essere aperti alla comunicazione con le persone con cui si collabora, con cui si crea, ma allo stesso tempo cercare di non perdere di vista il contatto con il tuo sentire più profondo e in fondo la ricerca continua della tua identità come artista. Son cap intime. Grazie mille per essere stata con noi. Adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Buonasera a tutti. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand bonheur d'être ici en Italie. Et je sais pas, je voudrais saluer ce soir toutes les personnes qui se sentent particulières, qui ont des particularités, qui parfois le vivent mal, mais qui pourtant sont riches de ces particularités. Et je voudrais les saluer particulièrement. Merci.
parliamo della direzione artistica ma anche musicale di questo particolarissimo progetto. Come avete lavorato? Sì, allora la direzione artistica è condivisa con Massimo Felici, che in realtà è l'ideatore del progetto. Io poi diciamo, ho avuto il compito di realizzare buona parte degli arrangiamenti, perché alcune parti del concerto sono in sostanza degli adattamenti e trascrizioni di materiale già esistente, quindi semplicemente adattato, mentre su alcuni pezzi c'è stato proprio un lavoro di arrangiamento e di orchestrazione che ho effettuato. E in questo caso come funziona? Qual è il segreto per un ottimo arrangiamento che possa rinnovare ma rispettare anche l'originale? Sì, hai detto bene, bisogna essere attenti a rispettare quelle che sono le caratteristiche originarie di un brano, quindi l'interpretazione, che sicuramente è un lavoro creativo e soggettivo, però va condotto nel rispetto diciamo, del senso originario del brano. Chiaramente questo è un progetto particolare realizzato poi con un organico specifico, e chiaramente già questo poi è servito da riferimento per fare delle scelte musicali, artistiche, di stile. Ecco. Parliamo di elettronica, no? Perché è il tuo campo specifico. In questo contesto, come la mettiamo con l'elettronica? Allora, sì, io ci lavoro tantissimo con l'elettronica, con i computer, perché io vengo da un mondo musicale più propriamente pop, e quindi per me questa è stata anche un'esperienza per confrontarmi con un repertorio particolare, alternativo, è stato molto interessante. E abbiamo cercato, questo anche con l'ausilio di Gabriele Panico, che si occupa proprio della produzione di sonorità e di loop, abbiamo cercato di appunto includere in questo progetto, che va dal 1600 ai giorni nostri, un elemento, chiamiamolo così, timbrico, che fa parte della cultura contemporanea, quindi tutti i suoni prodotti elettronicamente con i computer, campionamenti, effetti, e abbiamo creato, speriamo di riuscire nell'intento dal punto di vista artistico, però abbiamo creato una commistione interessante, per cui durante il programma, il concerto, si ascolterà per esempio un pezzo del 1600 con l'integrazione di sequenze di suoni elettronici, e speriamo che il risultato sia gradito dal pubblico. Qual è il brano che è stato più difficile arrangiare in questa compilation? No, non posso dire che ci sia stato uno più difficile in senso assoluto. Diciamo che ogni brano magari aveva delle sue caratteristiche così intrinseche, e il mio sforzo nel lavoro di arrangiamento è stato quello di sviluppare un'idea su ognuno dei brani, cercando per quello che è possibile di differenziare i momenti. Per cui non posso dire, anche perché è stato piacevole fare questo lavoro, è stato molto interessante e creativo, per cui non posso dire che ci sia stato un brano difficile da realizzare, perché bene o male tutti i brani hanno suscitato in me una curiosità, un interesse, e quindi anche il lavoro che ne è scaturito è stato comunque piacevole. Grazie per essere stato con noi, adesso un saluto al programma Dietro le Quinte. Allora, amici di Dietro le Quinte, io vi mando un saluto e mi raccomando, ascoltate buona musica. Sara J. Morris, qui un ospite eccezionale al Teatro Rossini di Gioia del Colle. Parliamo subito della tua musica, tra tradizione però con un pizzico di innovazione. Lei si riferisce chiaramente a tanti generi musicali, al blues, al soul, al jazz, e quindi le influenze sono tante, e questa è la parte di tradizione e che lei usa per scegliere anche i brani che esegue, e anche per comporre brani insieme a Tony Remi, che è uno dei due chitarristi che stasera suonerà qui. Parliamo proprio di questa formazione d'eccezione e anche dei prossimi progetti che tu hai in caldo.
con questi due chitarristi ha trovato la dimensione giusta, perché c'è un incredibile spazio musicale, lei è molto ritmica e anche loro sanno essere molto ritmici. Stasera suonerà molti brani estratti da un album dedicato a John Martin, alla musica di John Martin, e anche brani presi da Bloody Rain, che è un altro album che ha inciso. E poi riguardo ai suoi prossimi progetti, ha un progetto di dedicare un album a 10 famose cantanti del mondo del blues, del rock, del soul, del jazz, a cui lei vuole dare un tributo e uscirà prossimamente. And also original songs from our album Bloody Rain. Adesso parliamo un po' del momento difficile della musica, ma anche della rete e dei social. Come hanno aiutato in questo periodo difficile la musica e che ne pensi della rete e dei social? It's been very difficult for all of the arts because there's been no funding for. È stato un periodo molto duro, ha detto molti artisti non hanno da parte qualcosa per vivere un giorno di difficoltà, e sono 2 anni che questo giorno di difficoltà è qui, quindi molti artisti non hanno avuto la possibilità di finanziare altri film, altre opere artistiche, e in più si è aggiunto anche il fatto che lei vive in Inghilterra, ha citato la Brexit come elemento che ha limitato anche il libero circolare degli artisti in Europa, che è un elemento fondamentale anche per la loro carriera, per la loro arte. Un legame particolare con l'Italia, però che cosa ne pensi della musica all'Italia e all'estero, sia della vendita musicale che del pubblico? In the whole world. Well, I think that music is incredibly important to all of us. I tempi sono comunque duri anche un po' in tutto il resto del mondo. Lei lavora moltissimo con i musicisti italiani e ultimamente, anche a causa della Brexit, non ha potuto fare più questo, e lei non ha idea di quando si potrà ritornare a quelli che sono stati i tempi migliori in cui si poteva viaggiare liberamente. Quindi un po' in tutto il mondo c'è la stessa situazione. How can we move forward? I'm sure Italy has suffered in the same ways that we have in England. E adesso un consiglio per i giovani. Che cosa ti senti di consigliare ai giovani che vogliono fare questa professione oggi? Che cosa bisogna fare? No one makes you be a musician. It's a path you choose. Un giovane oggi non si diventa musicisti, non si sceglie un percorso che ti fa sentire di essere musicista, però quello che lei consiglia oggi ai musicisti, anche a causa di quello che è capitato per il Covid, è di non ignorare il fatto di avere comunque anche un altro lavoro. Poi bisogna essere onesti come musicisti, non bisogna necessariamente essere dei grandi cantanti. Quando si esegue qualcosa bisogna entrare in connessione con chi sta ascoltando, è un ciclo e questo ti ripaga. Grazie per essere stata con noi, e adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Ciao. Dietro le quinte. All you gotta do